mette ancora più a rischio le popolazioni indigene dell'Amazzonia, già minacciate dal taglio delle foreste e dalla perdita delle loro terre. Ce ne parla Tiziana Boari. Di che il terribile virus che attacca il pianeta non accedono alle strutture sanitarie e sono più esposti di altri al virus a causa del loro isolamento in zone remote. Olá, eu sou Sebastião Salgado. È un appello accorato per i popoli indigeni del suo paese, quello di Sebastião Salgado, gli stessi che ha fotografato milioni di volte, come testimoniano queste immagini, gli stessi ai quali ha dato voce, oggi minacciati dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Più di 60 i nomi celebri che hanno sottoscritto la petizione lanciata dal grande fotografo brasiliano e da sua moglie Leila, oltre 150.000 le firme già raccolte in pochi giorni sulla piattaforma Avaz. Una lettera aperta alla loro al presidente Bolsonaro e alle massime autorità brasiliane per chiedere misure immediate a protezione dei popoli indigeni dell'Amazzonia, già minacciati dalle incursioni illegali di taglialegna, minatori e accaparratori di terre. Torna lo spettro dell'epidemia del passato e del genocidio causato 5 secoli fa dalle malattie sconosciute portate dai coloni europei. Minimizza sulla pandemia invece il presidente Jair Bolsonaro, chiuso a qualunque dialogo. Licenziato il ministro della Sanità e poi quello della Giustizia, ormai in conflitto aperto anche con i governatori dei suoi 26 stati federali. Intanto il Brasile resta il secondo paese più colpito delle Americhe e piange i suoi 7.000 morti. Salgado avverte: non c'è più tempo da perdere. Esta è a hora. Tornano le azalee dell'AIRC per raccogliere